Sarà fruibile entro l'estate la zona archeologica della villa romana di Montevago. Il progetto di riqualificazione del sito archeologico e delle aree limitrofe di Contrada Mastro Agostino ammontano a circa 100.000 euro. La copertura finanziaria è a carico del bilancio comunale. Nel sito archeologico, che da anni si trovava in stato di abbandono, si trovano i resti di una villa rustica romana risalente, secondo gli esperti, al secondo secolo a.C. ed era funzionale allo sfruttamento del territorio circostante per la produzione di cereali. L'area è situata sotto il costone tufaceo che sovrasta la media valle del Belice, è stata scavata dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento a partire dal 1988. Oltre alla riqualificazione del sito, il comune di Montevago, in collaborazione con il Parco della Valle di Agrigento, porterà avanti progetti di agricoltura didattica. Sapere la storia della nostra comunità io credo che sia una cosa importantissima. Il fatto che qui 2 secoli prima della nascita di Cristo ci fosse un presidio romano deve essere anche motivo, diciamo così, di vanto. La cosa bella è che questo lavoro lo stiamo facendo in sinergia col parco archeologico, perché siamo troppo periferia e a volte neanche loro sanno quanto possiede e quanta ricchezza il parco di Agrigento ha, e dall'altro lato il comune per quello che può fare. Una cosa che voglio subito sottolineare è che i fondi li abbiamo reperiti, sono fondi comunali, una spesa di poco meno di 100.000 euro, ma che può veramente arricchire molto questo luogo e soprattutto questo percorso, perché siamo all'ingresso del paese.